Ciao, sono Luca Gottardo. Sono qui a Ponzano Veneto per farvi vedere questa raffinata villa molto elegante. Stiamo parlando di un'abbinata degli anni 90, ma sono stati rifatti i vetri, la caldaia, gli split dell'aria condizionata e anche il tetto. È stato isolato e messa tutta la guaina. Ma siccome è tanto grande, venite che ve la faccio vedere, perché voglio farvela vedere tutta. Qui si entra sul soggiorno molto ampio e luminoso, anche grazie a questa vetrata che tra l'altro ha il vetro antisfondamento. Vi dico subito gli accessori perché qui abbiamo l'allarme che è sia perimetrico che volumetrale, la filodiffusione in tutte le stanze e, come vi accennavo prima, gli split dell'aria condizionata. Qui ce n'è uno anche un po' nascosto, nel resto della casa ce ne sono altri. Guardate bene questo pavimento perché è un cotto pregiatissimo, riscaldato anche da questo caminetto che ha anche l'aria forzata, quindi scalda bene la zona giorno e la zona notte. Se vi state chiedendo cosa c'è dietro questa porta, la scoprirete alla fine del video. Intanto andiamo a vedere la cucina, perché ha intanto l'uscita per il giardino e degli spazi belli grandi. Qua c'è il tavolo e vedete la cucina molto attrezzata. Qui c'è subito una prima chicca della casa, questo secondo caminetto, si vede che i proprietari sono proprio appassionati. Pensate che questo è stato fatto da degli artigiani di Asolo, ma andiamo a vedere la zona notte. La prima zona notte è su questo falso piano e iniziamo subito con il bagno. Questo primo bagno alla vasca. Di qua invece la camera singola, ma è una camera singola di tutto rispetto e ha il suo terrazzino e l'aria condizionata in camera. Quello che vedete è il cancello elettrico che dà accesso alla rampa e qui pensate abbiamo il garage che è addirittura doppio, molto grande. Ma venite con me perché voglio farvi vedere la camera matrimoniale. In questa camera che ha tutto lo spattolato come soffitto, abbiamo anche il terrazzino e, come tutte le camere padronali che si rispettano, c'è il bagno in camera. Seguitemi, vi faccio vedere la seconda zona notte, che si apre con questo pavimento molto bello in legno, ma ci sono altri due particolari. Questa armadiatura che nasconde scarpe, l'armadio per i giubbotti, e questo che è il sottotetto sopra la zona giorno. E a me piace tantissimo questa favolosa scala con il vetro, così qui ci si vede anche qui. Venite perché anche qui troviamo il bagno. Questo bagno invece ha la doccia. Da questa parte un'altra stanza. Pensate che qui comunque stiamo parlando del piano più alto, che è quello mansardato, ma guardate le altezze sia da questa parte, sono molto grandi, ma addirittura da questa parte ci sta questo fantastico armadio molto alto. Tu cosa dici? Corriamo a vedere anche l'altra stanza? Questa è adibita a studio con questa boiserie raffinata, ma potrebbe tranquillamente essere la quarta camera da letto. E qui c'è un'altra chicca della casa, questa terrazza che è molto grande e pensate che ha anche l'impianto di irrigazione, perché qui su tutto il confine si potrebbero mettere delle piante che creano una certa atmosfera e un po' di privacy. Ma io sento già la musica. Questa è la taverna che ci sta chiamando. Andiamo a vederla. Ed eccoci qua nell'ultimo piano di questa casa che, sebbene sia un piano interrato, gode comunque di finiture di prestigio. E il piano offre il garage doppio, che è da questa parte, e il bagno lavanderia, dove si può fare anche la doccia. Ma chi è che sta suonando?
Ma sono io naturalmente! Senti che bravo! Continuo a suonare anche se sono in piedi. Battute a parte, questa, guardate, è una taverna davvero molto accogliente. A partire da queste pietre come pavimento che danno quel carattere rustico, fino alla travatura a vista che dà un'atmosfera calda. A proposito di caldo, qui abbiamo la controparete con l'isolamento e sicuramente ne fa da padrone anche questo bellissimo caminetto. Ma non è finita qui, perché qui abbiamo anche la dispensa. Più di così. E allora che dire? Continua la sinfonia della tua vita in questa casa. Chiamami e vieni a vederla.